Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Dopo i forti temporali con grandinate di medio-grosse dimensioni che hanno coinvolto le medio-alte pianure e le prealpi, una potente ondata di caldo porterà temperature su valori eccezionali. Pensate, temperature massime sopra i 40 gradi al centro e sud Italia, mentre sul nord Italia riusciremo anche ad arrivare fino a 39 gradi anche sulla Val Padana, sulle pianure del Veneto. Temperature quindi molto sopra la media, stabilità, tanto sole con assenza di fenomeni che però potranno tornare a partire dalla giornata di mercoledì lungo la fascia alpina e sulle Dolomiti, possibile anche sulle pedemontane lombardo, venete e friulane in seguito. Sarà un'ondata di caldo molto intenso comunque anche nei giorni successivi al centro e sud Italia, mentre comunque i temporali potranno portare un lieve calo delle temperature sulle pedemontane e sulle prealpi Dolomiti. Notiamo quindi fino alla giornata di mercoledì tanto sole, qualche nube innocua in transito. Mercoledì si faranno vedere appunto i primi temporali sui monti, poi da giovedì dovrebbero essere più numerosi anche sulla Val Padana del Triveneto e sulla Lombardia, tutto ovviamente da confermare, però le aree più coinvolte dai fenomeni sono ancora incerte. Notiamo dopo questa ondata di caldo, questa terza ondata di caldo, la discesa di correnti umide instabili che potranno favorire da 20-21 di luglio il passaggio di questi forti temporali con rischio di grandinate di medio-grosse dimensioni. Tuttavia tendenza da confermare, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.